Ai sera nanni nemmeno sagliette, tu sai a tu, tu sai a tu. A stu carangrate più dispiette, farmene un po', farmene un po'. A tu lo fuoco coccia ma si fuia, te lascia sta, te lascia sta. E non te corra appresso, non ti struia, sulla guarda, sulla guarda. Yamma, yamma, ngoppa yammo ya, yamma, yamma, ngoppa yammo ya, funicoli, funicula, funicoli, funicula, e ngoppa yammo ya, funicoli, funicula. Se ne s'aiuto in essa ne s'aiuta la capaccia. Carissimi, siamo con Massimiliano Verde, presidente dell'Accademia Napoletana. Allora Massimiliano, perché siamo qua? Siamo qui perché, buongiorno innanzitutto, Massimiliano Verde, presidente dell'Accademia Napoletana, per la tutela della lingua e della cultura napoletana, interlocutore UNESCO della Decade Internazionale delle lingue autoctone. Mi occupo di lingua napoletana nel mondo. I'm here from Accademia Napoletana to teach Neapolitan language. I'm also intellectual of the International Decade from UNESCO about the indigenous languages. I teach and promote Neapolitan language all around the world. And I am here from our Scottish friend to talk about this masterpiece in Vico San Nicola Nudo. That is McTominay. This is a strange representation of McTominay. È una cosa abbastanza curiosa rispetto a quelle canzoni noi sappiamo che è Scott McTominay. But I am here with our friends Vincenzo. Sto con un amico nostro Vincenzo. Dice, vieni a piacere. Dice, per favore, gentilmente, please Vincenzo, can you read that in that chapel? Manca a fratta si scrive così. Please read that. Come riesci? Fratma. I don't know Fratma. I don't know Fratma. Maybe Fratma? Fratma maybe this. Guarda come si scrive. This is the okay. Guarda. This is the correct Neapolitan language. Make Fratma with vowel, che è vocale, perché un napolitano senza vocale non tiene senso, non significa niente. Fratma che significa? Scottami frate a me. A me. No frat. Ecco, this is Neapolitan, o dice pure Mac Scott Tomlin, this is real Neapolitan. And also Scott, say to us, this is Neapolitan, correct Neapolitan. Mac Fratman with vowels. Ai sera nanni nemmeno sagliette, tu sai a tu sai a tu stu carangrate più dispiette, farmene un po'. Massimiliano, ma questo che cosa vuole essere? Una provocazione o un qualche altra cosa? Ma desidera essere un richiamo simpatico, anche se passionale, viscerale, come siamo noi napoletani, al rispetto o rispetto, no? Questa bella S sibilante che ci viene dai greci, rispetto della nostra cultura, della nostra identità, della nostra lingua. Chiunque può registrare marchi, chiunque può fare business, diciamo, su tante cose, ma non può chiamare certe denominazioni e certi epiteti e certi nickname con lingua napoletana. McFratma non si scrive così come ci stanno dicendo si scrive, ma occorrono le vocali, come abbiamo dimostrato nel cartellone. Ciao, Massimiliano Verde, presidente dell'Accademia Napoletana. Carissimi amici, qui Massimiliano Verde, presidente dell'Accademia Napoletana. Bene, come abbiamo cercato di dimostrare in questo piccolo e simpatico, mi auguro, videoclip montato dal carissimo
Alfonso Danna, con la partecipazione dell'amico parimenti Vincenzo Pozzolano, abbiamo cercato appunto di evidenziare in maniera scherzosa, anche se diciamo anche abbastanza passionale, delle criticità, ecco, rispetto all'ortografia e alla grammatica napoletana, che purtroppo, ahimè, pur essendo noi dei grandissimi tifosi del Napoli diciamo come napolitana, ecco, dobbiamo cercare di attenzionare in una maniera semplice, leggera, sicuramente utilizzando, facendo proprie le nostre caratteristiche culturali e la nostra identità, no? Come ci insegnava Diego, che ci ha dato appunto la via su questa Coppa Stavia, quindi di seguire la nostra identità su tutti i fronti. E però giocare, scherzare, attenzionare sulla potenza, no? Del nostro caro amatissimo Napoli, o Napoli, ecco Napoli, lingua napolitana, uno dei migliori diciamo, giocatori che ci ha consentito di vincere lo scudetto, insomma, quarto, aspettando un po' quinto, perché insomma anche chi deve poi andare a puppiare poco. E quindi in qualità di presidente dell'Accademia Napoletana Massimiliano Verde ho cercato con gli amici menzionati di sensibilizzare, in una maniera abbastanza anche simpatica, spero, sulle problematicità che che vive questa lingua, perché non sempre e non tutti i napoletani, ma non per colpa nostra, conosciamo la nostra lingua, come è il caso appunto dell'epiteto, no? Del nickname che si è voluto dare al grandissimo Scott McTominay, McFratema. Abbiamo cercato di dimostrare che, poiché in napoletano le vocali vanno sempre espresse, tutto si può fare, però, tutto si può registrare, però, e tutto si può magnificare in una cappella o fuori una cappella, ove consentito ovviamente dalle autorità pubbliche, richiamandosi in qualche maniera all'arte, al gioco del calcio, alle nostre passioni, ma appunto tutto si può fare, ma occorre rispettare la nostra bellissima lingua. Viceversa, noi possiamo fare tutto quello che vogliamo nel rispetto delle regole e delle autorità, delle pubbliche autorità, ma non possiamo, ahimè, chiamare, definire, menzionare, appunto, o richiamare nickname, pseudonimi o quant'altro in maniera che non sono, insomma, che non siano corretta, come ahimè è quella, diciamo, espressa molto spesso e va in giro per il mondo di un supposto, insomma, una surrettizia espressione di McFratema, perché McFratema, frat a me, si scrive così come abbiamo voluto appunto ricordare, e non certamente come invece sta andando un po' in auge in giro per il mondo, in una cappella o fuori una cappella. Tutto quello che si può fare, l'arte è libera, ma occorre menzionare, se vogliamo, richiamare la lingua napoletana, appunto, menzionarla correttamente, e questo ahimè non è stato il caso di cappelle, cappelline e quant'altro, va bene? Io con tanto rispetto saluto tutti, ringrazio ancora gli amici, Alfonso Danna che ha montato questo servizio bellissimo, insomma a mio parere, l'amico Vincenzo Pozzolano, e volevo richiamare, per tutti coloro i quali, prima, visto che ci lavoro da 10 anni sulla lingua napoletana, anche in interlocuzione con l'UNESCO, un libricino, cerchiamo quando ci esprimiamo in napoletano o vogliamo richiamarci alla lingua napoletana, questi libricini, tipo questo per esempio, La grammatica napoletana di Carlo Iandolo, per esempio, uno dei più grandi filologi, esperti e conoscitori della lingua napoletana, mio maestro, il dottore Raffaele Bracale, il grandissimo avvocato Renato De Falco, e molto più umilmente chi, sul loro esempio di vita, per il napoletano, per la nostra storia, la nostra identità, perché noi siamo rispetto che noi siamo, anche se volete, questo piccolo libricino che abbiamo fatto, un abbecedario o cascioncello in lingua napoletana, ma appunto Massimo vedo Soghi e Castung in Nazioni Unite, per ricordare il fatto che anche con un cappellino e una sciarpa si possono seri.
Ciao ciao, buone cose e rispettiamo la nostra lingua. Poi potremmo fare tutte quelle che vogliamo noi. Ciao. In cielo sta compagna vostra, l'ha già perduto sogni a fantasia, ma penso sempre che tutta vita mia io ci volessi dicere, ma non ci saggio dire.